Deceduto paziente positivo al Covid a Reggio dall'inizio della pandemia, 102 le vittime in Calabria. Intanto oggi si registrano 23 nuovi casi di coronavirus. Dopo l'esito dei ballottaggi, festeggiamenti in barba alle norme anti-Covid. Beni per 1.200.000 euro sequestrati alla squadra mobile della Guardia di Finanza di Vibo alla sedicente dottoressa Kramer, truffatrice seriale. Quarto sbarco in 5 giorni in Calabria, sbarcati a Copanello 50 migranti di varie nazionalità, ci sono anche donne e bambini. Nessuna nuova sul nuovo ospedale di Cosenza, dopo il clamore dei mesi scorsi il progetto è scomparso dal dibattito politico. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque in apertura gli aggiornamenti sul coronavirus. Deceduto un paziente positivo al Covid a Reggio dall'inizio della pandemia, 102 le vittime in Calabria. Intanto oggi si registrano 23 nuovi casi di coronavirus. In Calabria si aggrava il bilancio delle vittime positive al coronavirus. Al grande ospedale metropolitano di Reggio non ce l'ha fatta il paziente trasferito nei giorni scorsi in terapia intensiva dal reparto di malattie infettive. Le vittime complessive nella nostra regione dall'inizio della pandemia salgono così a 102. Intanto dal bollettino della regione emerge un incremento stabile dei casi nelle ultime 24 ore, altri 23 rispetto a ieri. Nel dettaglio, in Calabria ad oggi sono stati effettuati 210.222 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 2.109, 23 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 208.113. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 14 in reparto, 1 in terapia intensiva, 73 in isolamento domiciliare, 229 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 9 in reparto, 134 in isolamento domiciliare, 503 guariti e 36 deceduti. A Reggio Calabria 9 in reparto, 129 in isolamento domiciliare, 350 guariti, 20 deceduti. A Crotone 5 in isolamento domiciliare, 137 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 6 in reparto, 23 in isolamento domiciliare, 92 guariti e 6 deceduti. Dei 14 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Dei 9 ricoverati presso l'azienda ospedaliera di Cosenza, 3 sono non residenti. Sempre Cosenza oggi registra 5 nuovi positivi. Reggio Calabria comunica 15 nuovi casi, di cui 2 migranti. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.729. E ci sono alcuni focolai che destano preoccupazione. Sinopoli e zona rossa, a Castrovillari, squadra di calcio in quarantena, e 2 casi si registrano ad Arcavacata. C'è una squadra calabrese in quarantena perché è entrata in contatto con soggetti positivi di una squadra avversaria. Il Covid-19 non disdegna certo le serie inferiori e adesso saranno giorni di isolamento e test per il Castrovillari, che domenica 4 ottobre ha affrontato e superato i Paternò. Nella squadra siciliana sono emersi 3 casi positivi, comunicati ufficialmente in colpevole ritardo solo nella serata di ieri. Il sindaco Lopolito ha ratificato quanto era già stato fatto spontaneamente da tutti i rossoneri, calciatori e dirigenti che hanno preso parte alla trasferta e dai loro familiari, disponendo le quarantene obbligatorie e inoltrando la comunicazione ai sindaci dei comuni dove risiedono alcuni dei tesserati. 15 contagi a Sinopoli, centro del Reggino di 2.000 abitanti, da ieri zona rossa per disposizione della regione, 70 i tamponi effettuati nella prima fase, Palazzo di Città chiuso per sanificazione. Indagini in corso ad Arcavacata di Rende, dove è stato registrato un caso che potrebbe avere delle conseguenze, e a Rota Greca, dove si controllano anche i contatti avuti dalla famiglia positiva nei comuni limitrofi. A Fuscaldo salgono a 10 casi positivi. L'ultimo in ordine di tempo riguarda una ragazza asintomatica. Giornata di screening sullo Ionio, in particolare a Corigliano Rossano, dove si monitorano le condizioni dei soggetti positivi in isolamento. È emerso un nuovo caso a Francavilla Marittima, positivo un uomo rientrato da fuori regione, in quarantena anche la sua famiglia. Sotto osservazione diverse scuole sul territorio regionale, a Palmi, a Careri e a Borgia. E come dicevamo, a Fuscaldo si registrano 10 contagi, ma vediamo come si vive questo momento nella cittadina del Tirreno Cosentino, dove proprio ieri sono state riaperte le scuole.
A Fuscaldo i ragazzi sono ritornati a scuola. Il rinvio dell'apertura dell'anno scolastico era stato deciso dal sindaco della cittadina del Tirreno Cosentino dopo i primi casi di Covid registrati in città. Ma adesso i positivi sono aumentati a 10. Allora come si proteggono i ragazzi che frequentano la scuola? Stiamo vivendo questo momento con il giusto livello di attivazione necessario nei casi di emergenza, quindi noi dobbiamo prevenire l'emergenza, non solo gestirla, quindi abbiamo predisposto tutte le misure di sicurezza richieste dalla legge e su questo c'è stata anche un po' di polemica da parte dei genitori, ma il metro è indiscutibile, è il metro di distanza, quindi abbiamo tenuto duro su questo punto, abbiamo gruppi classi piccole, quindi non abbiamo più le classi grandi dell'anno scorso, abbiamo chiesto docenti in più e sono arrivati. Quindi noi abbiamo predisposto tutto. Certo che il fenomeno resta incontrollabile, quindi se si verificherà un caso di Covid a scuola, si dovrà partire con la didattica a distanza, perlomeno nella classe in cui si verifica. Sì, io sono in contatto con l'ASL e con il comune. Il comune ha tra l'altro chiuso la scuola per una settimana, quindi noi abbiamo aperto ieri, oggi è il nostro secondo giorno e il numero dei contagi in aumento certo non ci rassicura. Giusto ieri hanno chiuso il supermercato di fronte alla scuola dove i ragazzi andavano normalmente a fare i panini, quindi il virus è molto vicino, non è ancora dentro la scuola, ma sicuramente molto vicino. Dopo l'esito dei ballottaggi, festeggiamenti in barba alle norme anti-Covid. Avete visto i nostri servizi sui ballottaggi? Ebbene, avete notato anche l'affollamento che ha accompagnato la gioia per chi ha vinto. Tantissimi cittadini ammassati, a stretto contatto gli uni con gli altri. Onestamente fa una certa impressione, perché sembrano immagini girate un anno fa, quando il Covid non esisteva e i ritmi della nostra vita erano assai diversi. Oggi non è più così. Da più parti ci viene rivolto l'invito di stare attenti, di rispettare le distanze, applicare tutte le misure di protezione. Si impedisce a noi cittadini di recarci allo stadio, di non seguire gli spettacoli, si cancellano eventi, manifestazioni di tutti i tipi, finanche nelle pizzerie e nei ristoranti dobbiamo essere attenti e cauti. È la stessa politica ad invitarci a rispettare le regole ed è la stessa politica ad infrangerli, offrendo spettacoli come quelli che avete visto. Ora, va bene festeggiare una vittoria elettorale, ma non si possono calpestare le regole. Il distanziamento non può valere solo per i comuni mortali, ma deve valere per tutti. Ci dispiace dirlo, ma in questa circostanza la politica ha toppato e di brutto. Le regole, se esistono, devono essere rispettate da tutti, nessuno escluso. E torniamo ad occuparci del risultato del turno di ballottaggio. Iniziamo da Reggio Calabria, dove c'è stata la riconferma del sindaco Falco Matà. Per oggi comincia il secondo mandato di Giuseppe Falco Matà, confermato ieri sindaco di Reggio Calabria dopo un ballottaggio che lo ha visto nettamente prevalere sul suo competitor Antonino Minicucci, candidato in quota Lega e di tutto il resto del centrodestra. Quasi 9 punti di scarto in percentuale segnano evidentemente la distanza tra i due candidati. Per Giuseppe Falco Matà dunque un altro momento, un'altra occasione per dare continuità al suo lavoro. Il sindaco anche in campagna elettorale aveva chiarito che molte defaianze c'erano state, ma era chiaro che una continuità sarebbe stata necessaria proprio per garantire l'ottenimento di risultati importanti. Domani ovviamente comincerà l'impegno pratico, ma già da oggi ci sarà una riunione programmatica. Una campagna elettorale difficile con un competitor come Antonino Minicucci che aveva un grosso sostegno. Vincere certamente non è stato facile, avranno sicuramente influito tante situazioni, tante circostanze che sono emerse nel corso dei 40 giorni, ballottaggio compreso della campagna elettorale, ma è indubbio che il risultato di Falco Matà sia particolarmente significativo. A Crotone invece la sorpresa di voce.
Poco dopo le 17, Vincenzo Voce arriva in piazza dei Marinai. I dati giunti dalle sezioni della sua segreteria non lasciano dubbi. È lui, il nuovo sindaco di Crotone. L'exploit del primo turno che lo ha portato al ballottaggio con Antonio Manica è stato bissato. Anzi, il successo dell'ingegnere stavolta è stato straripante. Quasi 16.500 voti per il 63,95% delle preferenze. Bisogna mettere mano immediatamente al decoro e all'igiene urbana. La partecipata che la società crea in house del Comune di Crotone vuole ricapitalizzata e vuole messa nelle condizioni di effettuare e partire subito con la raccolta differenziata. Ecco, abbiamo numeri bassissimi. Un'indecenza. Ecco. Ha retto l'onda del civismo solo al primo turno Antonio Manica, coadiuvato dalle 10 liste a supporto, ma quei 2.000 voti in meno raccolti rispetto alla coalizione non lasciavano dormire sonni tranquilli. Nei 15 giorni dedicati al secondo round della campagna elettorale, il candidato di centrodestra non è riuscito a capitalizzare il vantaggio e a rallentare la rimonta di Voce. Abbiamo ripetuto quello che abbiamo fatto nei giorni precedenti al primo turno, siamo andati in giro per la città, aziende, esercizi commerciali nei quartieri. Abbiamo tenuto anche degli incontri in piazza con i cittadini, solita routine elettorale. E a Castrovillari la riconferma di Lopolito. Non c'è due senza tre. Non c'è due senza tre e lo ha rimarcato ancora una volta Mimmo Lopolito, riconfermato sindaco alla guida di Castrovillari per i prossimi 5 anni, riferendosi ai precedenti ballottaggi che lo hanno portato ad amministrare la città del Pollino per una consigliatura e mezza. Il 53,23% pari a 5.807 voti contro i 5.180 voti, pari al 46,77% di Giancarlo Lamensa. Io sono davvero contento perché questa volta era un centro-sinistra un po' camuffato. A me piace dire che questa volta era sinistra, non avevamo nessun centro e quindi ci siamo caratterizzati per quello che può essere veramente un, non mi piace dirlo, ma un feudo, forse rende meglio il senso, un feudo della sinistra qui a Castrovillari. E la festa della vittoria è iniziata ancora prima della chiusura dei seggi. Il divario era già a suo favore. Ma io l'ho detto, eravamo già in vantaggio al primo turno per quelli che sono i dati politici. Se qualcuno vede i dati numerici erano in vantaggio loro. Io penso che questa è una città che ha capito e ci ha fatto vincere. Visibilmente commosso gli abbiamo chiesto a chi dedica questa vittoria. A mia moglie e ai miei figli e alla città. A San Giovanni in Fiore, infine, con l'affermazione di Rosaria Succurro. Grazie, ti aspetto Iole. Grazie di cuore. Vieni, ti aspetto. Ciao. La prima a fare gli auguri al neosindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, è la presidente Iole Santelli, che ha acquisito il risultato ufficiale, ha annunciato il suo arrivo per festeggiare il prestigioso traguardo raggiunto. Ma è stato un pomeriggio concitato nella capitale della Sila, prima la chiusura dei seggi e la riconsegna immediata al Palazzo Comunale da parte degli scrutatori delle schede non utilizzate e poi è partito il countdown con il conteggio dei voti e per finire la proclamazione del vincitore. Abbiamo seguito passo passo le percentuali. In tanti piano piano hanno affollato le due segreterie dei candidati e poi verso le 16:30 l'urlo di felicità e soddisfazione ha echeggiato lungo via Roma con la vittoria ottenuta da Rosaria Succurro con il 54,6% dei voti, sostenuta da 5 liste. Una bellissima vittoria per San Giovanni. La vittoria, credo, dei sangiovannesi, la vittoria di tutti noi, di chi ha voglia di dare qualcosa, ecco, di nuovo, di bello, di importante a questa bellissima capitale della Sila. Applausi amari poco più in là, ma tanta soddisfazione per il 45,94% ottenuto dal competitor Antonio Barile, che nelle dichiarazioni a caldo non è stato tenero con la neosindaca, anzi. Sono estremamente preoccupato perché i problemi sono gravi. Lei ha dimostrato in campagna elettorale, ha confermato le mie preoccupazioni di non conoscere la realtà di San Giovanni in Fiore, di non conoscere i problemi. Io non capisco come è riuscita a fare nel giro di 20 giorni 5 liste, non lo capisco. Non la conosceva nessuno, non la conosce nessuno a San Giovanni, quindi confermate le mie preoccupazioni. Detto questo, io sarò in Consiglio Comunale, la mia collaborazione sarà quella di evidenziare se lei prenderà altre strade che non quelle del benessere dei cittadini di San Giovanni in Fiore.
Torniamo a parlare del nuovo ospedale di Cosenza. Dopo il clamore dei mesi scorsi, il progetto è scomparso dal dibattito politico. La questione nuovo ospedale di Cosenza è al centro del dibattito dopo che per tanto tempo era stata accantonata. A riproporre una riflessione sul tema è il direttore della Fondazione Elena e Attilio Giuliani, che, prendendo spunto dalle parole del presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza, Eugenio Corcioni, sentite cosa dice. Di tutte le province italiane, tutte, nessuna escluso, sono più o meno 100, ogni tanto qualcuno aggiunge, qualcuno la tolgono, come il gioco degli scacchi. Cosenza è l'unica che non ha un ospedale nuovo che abbia sostituito un ospedale che ormai credo che arrivi ai 90 anni di vita, se non di più. E fa un esempio molto calzante il dottor Carcioni. Due città comparabili, non solo per il numero di abitanti, ma soprattutto per la loro storia politica. Corcioni parla di due piccole capitali della politica che sono state nel tempo passato, Avellino e Cosenza. Avellino ovviamente il riferimento è a De Mita e Cosenza il riferimento è a Mancini, o anche a Riccardo Misasi e anche altri esponenti di spicco. Bene, in questi 20 anni trascorsi Avellino ha costruito 4 ospedali, 4, Cosenza nessuno. Una vicenda comica o tragica, la definisce Pellegrini, che non trova soluzioni definitive perché non si arriva mai a una decisione condivisa. C'è un valzer delle chiacchiere, delle promesse che è francamente insopportabile e fastidioso. Io credo che il problema oggi sia duplice. Da un lato, come dire, pretendere un chiarimento reale, non strumentale, sulle parole e sulle promesse che non conducono a nulla. L'ospedale è una delle promesse che non conducono a nulla. La collocazione, l'ubicazione dell'ospedale è una delle promesse che non conducono a nulla. Dall'altro, in generale, pretendere che si facciano molto meno parole, si facciano meno promesse, si facciano meno esercizi di reticenza e di omissione e si fornisca l'informazione pubblica, reale, corretta e tempestiva a cui i cittadini hanno diritto di avere. La cronaca: beni per 1.200.000 euro sono stati sequestrati dalla squadra mobile della Guardia di Finanza di Vibo alla sedicente dottoressa Kramer, una truffatrice seriale. Sigilli al patrimonio della sedicente dottoressa Kramer, Maria Merolla, 64enne di origini campane, che avrebbe posto in essere diverse truffe. Sequestrati rapporti finanziari e beni immobili situati nelle province di Vibo, Cosenza e Crotone per un valore di 1.200.000 euro. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro è stato eseguito dalla squadra mobile di Vibo e dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. La donna, meglio conosciuta come Cristina Kramer, avrebbe raggirato diversi clienti. Le indagini, coordinate dalla Procura di Vibo, sono state avviate nel maggio del 2019 dalla squadra mobile dopo la denuncia di una delle vittime. Gli inquirenti hanno così accertato come la donna, qualificandosi di volta in volta come agente di Stato, agente finanziario, medico o millantando di avere importanti conoscenze nei ministeri o in magistratura, circuiva alle vittime prospettando la possibilità di fornire una soluzione ai loro problemi previo versamento di somme di denaro. Incassati i soldi però faceva perdere le proprie tracce. Sul territorio di Vibo sono state accertate 2 diverse truffe per un valore complessivo di 20.000 euro. In un caso la donna si è offerta di curare la rinegoziazione di un mutuo, riuscendo a farsi consegnare in diverse tranche 18.000 euro. A fronte delle condotte della dottoressa Kramer, le vittime hanno subito il pignoramento della propria casa. Diverse le truffe messe in atto in diverse città italiane. Il decreto di sequestro costituisce il frutto di indagini penali e di accertamenti di natura patrimoniale
che hanno permesso di riscontrare come l'indagata, a fronte della totale assenza di redditi dichiarati nel periodo intercorrente tra il 2000 e il 2017, abbia erogato ingenti somme di denaro al suo compagno, un vibonese di 49 anni, per l'acquisto di terreni e la costruzione di fabbricati che sono stati ceduti in donazione ai 3 figli avuti da quest'ultimo. Gli immobili, secondo gli inquirenti, sarebbero stati acquisiti mediante l'impiego di risorse economiche derivanti dalle attività illecite poste in essere dalla donna, consistiti appunto nella realizzazione di numerose truffe e raggiri in pregiudizio di persone vulnerabili, consentendolo di accumulare un ingente patrimonio. Nuovo sbarco sulle coste calabresi. A Copanello sono arrivati 50 migranti di varie nazionalità. Il sindaco ha ricevuto una chiamata intorno alle 2 stanotte. Ci avvisavano che una vedetta della Guardia di Finanza aveva intercettato una barca a vela che si stava avvicinando alle coste, non aveva segnalato nessuna rotta, insomma poi è uscito fuori, insomma, che erano dei migranti che si stavano avvicinando alle coste, sono sbarcati vicino alle vasche di Cassiodoro, sono circa 50 come diceva lei prima, ci sono 22 minorenni, ora è stato fatto il primo tampone a tutti. Si aspetta l'esito per poi fare il secondo. Ci sta per arrivare un'equipe di assistenti sociali, psicologi per assisterli anche sotto questo punto di vista. È una situazione che sembra ad ora abbastanza tranquilla. Godono, almeno sembrerebbe, tutti di buona salute, sono tutti tranquilli, nessuno è andato in escandescenza, nessuno... Sembrerebbe sia allontanato uno dei 2 scafisti, uno è stato di fermo qua e sembrerebbe che un secondo si sia allontanato. Ora ci sono comunque diverse forze dell'ordine, della polizia, la finanza che stanno investigando. C'è stato anche Frontex fino a poco fa. Noi non abbiamo strutture adibite per questo tipo di esigenze. Le ripeto, c'è il sindaco in contatto con la prefettura per capire come fare. A Squillace, incendio in un'azienda di stoccaggio rifiuti. La coltre di fumo si alza densa e i vigili del fuoco faticano a tenere a bada il rogo. Siamo nel comune di Squillace, località Fiasco Baldaia, per un incendio divampato all'interno di un'azienda che opera nel settore del recupero e trattamento dei rifiuti. Le fiamme si sono sviluppate in un'area esterna e hanno interessato balle di carta e scarti di altra natura. Ci sono volute ore per le operazioni di spegnimento. Le squadre della sede centrale del distaccamento di Soverato, oltre al comando di Catanzaro, hanno lavorato intensamente per circoscrivere il rogo, evitando il propagarsi verso alcune abitazioni limitrofe. Un vigile del fuoco durante le operazioni di spegnimento è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Nella zona sono dovuti intervenire 2 Canadair per supportare dal cielo le operazioni di spegnimento. Il sindaco di Squillace, Pasquale Muccari, ha emesso oggi un'ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici di Squillace Lido, invitando anche tutti i cittadini a restare nelle proprie abitazioni tenendo chiuse le finestre. Inoltre è stato fatto divieto assoluto di consumare prodotti degli orti provenienti dalle stesse aree interessate dai fumi. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a notte fonda. In supporto alle squadre dei vigili del fuoco è arrivato anche personale della Protezione Civile della Regione Calabria, oltre alla Polizia Locale e alla Polizia di Stato e i tecnici dell'Enel per il ripristino della rete elettrica danneggiata dalle fiamme e a supporto con un gruppo elettrogeno per l'illuminazione della zona di intervento. E adesso il tempo previsto per le prossime ore in Calabria. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Nelle prossime ore correnti più fresche ed umide nord-occidentali andranno a sostituire le correnti miti africane, apportando un generale calo delle temperature e qualche breve e locale piovasco. Domani poco parzialmente nuvoloso nella prima parte della giornata con possibili pioviggini su Alto Tirreno. Poi in serata generale aumento della nuvolosità con piogge diffuse su medio-alto versante tirrenico. Temperature in calo specie nei valori massimi. Passiamo a mari e venti. Domani mari generalmente mossi con venti da nord-ovest che localmente potrebbero essere sostenuti. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie come sempre per l'attenzione e buon proseguimento di serata.